Sì, perché anche le grandi istituzioni come il Senato, la Camera hanno voluto mandare dei loro rappresentanti in rappresentanza del Presidente del Senato Pietro Grasso, il Questore e Senatore Antonio De Poli, veneto, che quindi con grande orgoglio è qui quest'oggi a rappresentare la classe politica, il mondo politico e soprattutto il Senato in questo caso. Ma sicuramente sì, portando anche il saluto del Presidente Grasso che non ha potuto essere qui con noi oggi, ma veramente mi fa molto onore, oltre che piacere, essere qui alla 90ª adunata degli Alpini, che è una grande festa, una cosa meravigliosa di solidarietà, di attenzione, ma anche di aiuto verso il prossimo. Significa un grande collegamento, come abbiamo visto, tra i vecchi e i bocce, ma quelli che sono i nostri padri, i nostri nonni e i nostri figli. Grande cosa, grande manifestazione, grande giornata, bellissima, complimenti ancora. Volontari che sono sempre pronti in prima linea, lo abbiamo visto proprio anche in queste ultime occasioni e circostanze come nel sisma in centro Italia. Ma sicuramente sì, e questo significa essere anche in mezzo e tra la gente. Non sempre si riesce a fare, nemmeno la politica lo riesce a fare. Oggi gli alpini lo stanno fare, lo fanno con molta caparbietà, ma anche con una festa come questa.